Oggi vi facciamo vedere una macchina estremamente particolare, una macchina completamente elettrica, radiocomandata, molto compatta, molto bassa, adatta per tagliare erba anche alta, perché ha diversi equipaggiamenti di piatti, può tagliare sia erba alta che erba bassa, ma una cosa sorprendente di questo mezzo è che con 1,60 euro viene completamente ricaricata la batteria, tenendo conto che ha un'autonomia dalle 6 alle 8 ore, quindi è una macchina che sicuramente nel tempo farà risparmiare tantissimo costo del carburante. E manutenzione. E manutenzione, sì, perché mi ricordavi... Senza olio, senza filtri, di conseguenza, tutta una macchina elettrica, di conseguenza non ha cinghie, non ha motori idraulici, motore a benzina, termico, di conseguenza costo zero di manutenzione. Certo, quindi diciamo che a fronte di un costo diciamo un po' impegnativo inizialmente, però tutti questi costi si vanno nel tempo. Si vanno ad abbattere e tra l'altro la macchina è molto veloce nel taglio, quindi è una macchina che dovrebbe avere anche un altissimo rendimento orario. Raimo, macchina totalmente elettrica con la batteria 4x4, diversi tipi di piatto. Questo qui è un piatto per l'erba alta, poi c'è il piatto da 52 pollici per l'erba più bassa e da 42 pollici. 3 motori elettrici sulle lame, 2 motori elettrici sulle ruote anteriori con la trasmissione a catena dietro che lo rende 4x4. Gira completamente su se stesso, quindi raggio zero. Piatto anteriore. Quanto è di larghezza? Abbiamo detto 150? 48 pollici, 1,20 m. 1,20 m. E autonomia della macchina? Dalle 6 alle 8 ore, dipende se vado in pendenza, erba alta, eccetera, in base allo sforzo della macchina. Altezza da terra? 50 cm. E la lunghezza totale della macchina? È 2 metri. Possibilità di equipaggiarla con varie gommature, per l'erba, in questo caso per la pendenza. Sì. E le lame sono lame da mulching chiaramente? Quello lì per l'erba alta, quelle flottanti. Okay. Sugli altri piatti c'è lame da mulching e anche la chiusura del piatto posteriore per fare ancora meglio il mulching. Okay. Piatto basculante, sì. Quindi si adatta al terreno. Non hai oli, non hai filtri, quindi non hai spese di tagliandi e di manutenzione macchina. Quindi non ci sono cinghie tranne le catene da davanti da lubrificare e basta. E basta. Quanto tempo è che esiste nel mercato questa macchina? Da 3-4 anni. Ok, quindi è già una macchina collaudata. Sì, sì. E nel nord Europa ne vendono a migliaia. Quindi... Noi adesso l'abbiamo lanciata adesso in Italia e vediamo di fare qualcosa. Chiaramente se avete bisogno di maggiori informazioni e volete un attimo capire in maniera migliore la macchina o avere qualche riscontro, non abbiate problemi, contattateci.